L'ombra del drago si staglia inquietante sul riflesso del cielo nel fiume, ma il drago è buono, al massimo fuoco e fiamme lo fanno gli equipaggi pronti a scaricare cuore e polmoni nella competizione delle Dragon Boat sul Piovego. Il Portello, l'antico porto di Padova, vive una giornata di competizione e amicizia all'insegna delle barche drago, dal ritmo dato dal tamburino, pagaie pronte a piegarti le mani e allenatori feroci e spietati, pronti a spremerti fino all'ultima stilla di sudore. Durante la competizione sono accaniti e con i denti fuori dalla bocca, però alla fine, passato il traguardo, c'è lo spirito di amicizia che unisce tutte le squadre ed è questo lo spirito con cui noi abbiamo iniziato a fare questa manifestazione. Ci sono le donne in rosa, atleti appassionati, curiosi e neofiti, ci si riscalda con impegno e non si lesinano i vitali consigli dell'ultimo minuto. Tranquilli, io sono più conservatore che non sparatore, ok? In acqua le imbarcazioni vanno eleganti, il loro drago un po' vichingo e qualche frase di fatica tipicamente locale. E poi dal fondo della golena si parte verso il portello. La barca, che sembra venuta dalla serie Netflix, si trasforma in un siluro, veloce e dritto verso il traguardo. La cadenza del tamburino è senza quartiere, c'è chi vince e c'è chi per questa volta cede. Il tempo di respirare, poi alla fine delle gare ci sarà il terzo tempo. Il terzo tempo esiste per gli atleti, ma diciamo che gli allenatori non lo vedono di buon occhio il terzo tempo, ma noi facciamo terzo, quarto, anche quinto tempo se fosse possibile, perché è la cosa che poi unisce tutti e ci si conosce poi alla fine delle gare, si conosce, si fa amicizia con le altre squadre ed è un'amicizia che comunque dura e ogni volta che ci si incontra nei campi gara rimane ed è sempre bello trovarsi. I draghi imperturbabili aspettano, non sono loro fuori dal tempo a dover sudare con la pagaia. Lo facciano donne e uomini della modernità, se ancora vogliono la loro compagnia.